In tutta la provincia di Agrigento continuano incessanti le pattuglie e i posti di controllo dei carabinieri per cercare di arrestare la diffusione del virus. Elevato è il senso di responsabilità dei cittadini che tendenzialmente rispettano il divieto di uscire dalla propria abitazione, salvo i casi di necessità. Talvolta si rende necessario intervenire con i previsti provvedimenti. In questo momento di estrema difficoltà e di sacrificio per tutti, iniziano però ad affiorare le storie di vita quotidiana e di bisogno, in cui il fortissimo legame tra i carabinieri e la cittadinanza fa la differenza. Ecco allora che il passaggio di una pattuglia dei carabinieri, una telefonata all'operatore della centrale operativa dell'Arma, può rappresentare un modo per ricevere una parola di sostegno, un consiglio, un aiuto. Per fare alcuni esempi, basta spostarsi a Porto Empedocle, la città di Montalbano, dove una donna sola in casa con problemi di deambulazione, non sapendo come poter andare a comprare i farmaci necessari, ha deciso di chiedere aiuto chiamando il 112. Il bravo operatore ha compreso che prima di tutto la donna avesse bisogno di parlare. Dopo una breve conversazione in cui si è sincerato prima di tutto delle condizioni della salute, ha fatto intervenire il comandante della stazione dei carabinieri di Porto Empedocle, che ha preso in mano la situazione. Il sottufficiale, non pensandoci nemmeno un secondo, si è recato subito in farmacia, ha preso quanto necessario e portato i farmaci alla signora che con occhi lucidi ha ringraziato. A Favara invece una donna anziana sola nella sua abitazione si è ritrovata la casa allagata a causa di un tubo rotto. Dopo una telefonata fatta ai carabinieri è subito accorsa la pattuglia che con buona volontà ha interrotto l'erogazione dell'acqua, aiutando la donna a eliminare il grosso dell'allagamento e chiamando un tecnico per la riparazione necessaria. Storie queste che sono solo alcune delle centinaia che accadono ogni giorno, storie che confermano ancora una volta come i carabinieri sanno essere fermi, ma prima di tutto sono uomini che aiutano gli altri.